Niente, allora ho visto le nuove maglie del Napoli, voglio fare i complimenti a Giorgio. Giorgio Armà, si sembra il numero uno, sei il mosso Anibba quando fai le maglie. Allora, però l'unica cosa che voglio dirti, Giorgio, trametti Peppe e Giorgio. Allora, dice la verità, oggi sotto tale quella prima, cioè, sbaglio, voi fate proprio la social maglia di prima. Mo sicuramente sarà dettato da un tuo principio creativo della uguaglianza nel mondo e quindi li fate proprio uguale a che lì. Però tale e quale. Oppure il presidente da hit, frate Giorgio, cambia stacci un euro, se cose sue, abbiamo il deficit, ecco, e tu potevi guardare i ricchi, frate, i suoi Giorgio a mano, cioè, ma tu che avete chi su Giorgio a mano, mo tre pensieri e della Laurenti sta a quattro, e pigliate a uno in un mercatino, e pigliate queste immagini accelerate, e seccate solo fatta la coppa e un po' a mano là, che sono pure poche cose che tu fai per da tempo, diciamo questo, secondo me è questo, cioè, l'uguaglianza. Perché io mi aspettavo Giorgio Armani, mi aspettavo la maglia, almeno una cravatta della coppa, un farfallino, che pure il giocatore, no? Che ne sai, ci facevo spezzato, il giocatore in mezzo a campo, Fabian Ruiz scendeva in mezzo a campo, cioè s'atticciava pure con l'avversario, faceva ma chi deve essere pure, invece deve essere Giorgio Armani, pure gli avversari quando vedevano Inzi, ti è ingignato, avevo completamente il Giorgio Armani. Così, tale e quale prima, però io ti capisco che comunque siamo sempre sentiti vecchi e tu, la maniera, cioè tu sei Giorgio Armani, stiamo passando, conosci a Giorgio, chi Giorgio? Giorgio Armani.